Donc, l'idée est de prendre un moment du rôle de langue dans l'inclusion, perché une tendance nous présentons souvent les langues comme des barrières. Donc, c'est pas, par exemple, tu dis, va savoir se posso aller à la manifestation, à la conférence, puis c'est pas, va savoir se quand la lingua si prende, va savoir se mi permettono di pregare la lingua di me e tutte queste baghe. Mi interesserebbe partecipare, ma va savoir, voilà. E cioè la lingua le presentai come un ostacolo, no? E in realtà utilizzare di un'altra maniera la lingua può essere un'occasione di inclusione. Per esempio, se si prende una lingua che le altre plan plan cominciano a comprendere, un domani, ma senza neanche attendere tanto tempo, può essere qualche giorno, queste persone comprendono tutto più e la hanno la conoscenza di una lingua in più. E pas mal che per loro le mieux perché conoscono una lingua in più, ma permettono a chi che prendono questa lingua di la pregare. E pas per forza di rispondere per la mia lingua, ciascuno prende la sua lingua, on si prende e on si comprende. E domani, per esempio, come Imelda, che le valser, le dissime, et semblerait que può venire a partir de demain, oui, no? Donc, per esempio, bien de tutte queste baghe quaviglie. E per il momento, l'esempio di cinque capitolo per il villaggio di César vient des enfants, e donc lo che ti conté. Che le case picche in lingua, o se vogliamo, davanti in lingua, cioè le capito una baga davanti agli fissi la lingua. Perché due figli di ma gan, della linea paternelle, sono essi show. Show e mötte, cioè i due saranno ma che show, perché cambiamo la parola la yande de son e fiam, ma adon sentiamo pas e sei un show mötte. E donc dans questa famiglia tu la necessità di pregare, se adon capisci? Se no vado tranquillamente per parlare con questi due fanciulli, due bimbi, due ragazzi, e allora si è praticato tutta una sequenza di mimi, di segni, di mimare dei segni, e in accordo con loro, in accordo con la famiglia, cioè ogni segno significava qualcosa. Prima qualcosa di estremamente banale ed elementare, poi invece nel giro del tempo qualcosa anche di più complicato e complesso. Per esempio, non so, ecco, il più classico, formaggio, c'era un segno per dire formaggio, patata c'era un segno che era un'imitazione di pelare le patate, però si riusciva a capire. Lo formaggio, copi lo formaggio, lo pan lì del lato cuti. Gli animali, per esempio, vabbè, le vazze ve lo faccio quasi indovinare, picco modo, perché picco modo la vazze. Le gadon erano così, con le orecchie. Il maiale, perché ha le orecchie molto grandi. Tutta una sequenza di ecco, i maschi si facevano così, strisciando le due dita lungo i pantaloni, le femmine così, che avevano solo in mamma in generale, e quella di là è appesa in braccio dalla sua mamma, si dice mamma, picciuda, piccola, passata, cioè proprio veramente, cioè qualcosa come gli emoticon del WhatsApp, cioè. Ma la cosa che mi ha sempre affascinato, a parte che poi comunque con queste persone non c'è mai avuto un problema di integrazione, anzi loro, e adesso passa un altro, c'era anche un altro personaggio di una situazione simile che abitava a Sarre capoluogo, e ogni tanto si vedevano questo zio che abitava con me e questi muti qua, e in qualche modo riuscivano a comunicare anche tra di loro, cioè meno bene perché cioè, il nervosismo cresceva dopo un po', però ci si capiva, e si era inventato praticamente un vocabolario fatto di segni, come dicevo prima, prelinguistico. E chi è che l'ha inviato a fare? Saranno le pagande me, quand la iau si du pegno lì, fa ben comprendere questo segno. E
sûrement la bague les a capitales dans les années de nos siècles. Sont pas tellement éblouis de Saint-Lé, cioè d'être fiers, non, fiers. Sì, sì. Et quand même, ces deux personnages sont sempre bien inseriti dans la società. Anzi, una cosa che io ho sempre amato, che continuo a dire, anche dopo lui viveva con me, in famiglia con me, mentre invece la sorella stava con i miei cugini, i miei cuginetti. Per lui nel nostro villaggio, ancora io credo una decina d'anni dopo la sua morte, nel villaggio ci si parlava ancora con i segni. Cioè la gente ogni tanto arrivava, e mi ricordo un episodio di Jariot, che era venuto un altro, all'inizio degli anni 80 è venuto a trovarmi, ha detto: ma voi siete ma gridate come fanno tutti, no? Invece no, da un posto all'altro, fiamo la marca, fiamo il segnale, e si è continuato a parlare, cioè praticamente oltre al nucleo familiare, tutta la lantur di queste persone parlava la loro lingua. Donc dis-nous qualche altra parola per apprendere ancora no. Tipo pregi, pregi, una marca, e le potete anche inventare, perché secondo me qualunque cosa. Vabbè, poi c'erano i nomi personali, cioè c'erano delle indicazioni. Io separei per esempio Segnonome, hai il segnonome? Hai un segnonome? Te l'hanno dato un sordo? Sì. Ok, io per esempio non ce l'ho. Ah, ma pas per Della la Francia. Francia. Sì, sì, Ah, per la ouais, Francia. per Sì, sì, sì. E poi dipende, se ne trovo un altro mi viene un'altra baga, però per lui ero parei, Sì, e sì, avevo sì, tutti sì. gli amici. C'era un signore che ha avuto dei problemi tiroidei, lui era Botrao. Sì, perché lo riconoscevo. Sì. L'altro mio zio che era carabiniere. Sì. E poi si arrivava anche proprio in insensazioni. Dicevo prima a tavola con lo zucchero, che era così, cioè il sale, oppure se ho del dolore, effettivamente. Cioè, Ma muore lo stomaco o muore la zamba? No, un mu e tutti gli yao, cioè i mu, i zeao, cioè ti facevi vedere dove erano le cose, però l'idea diciamo il segno di mu, l'ideogramma mimato di mu era così, con i suoni, ogni tanto sentiva dei suoni, faceva così, Ma perché voilà. quando il suono era fortissimo senti la vibrazione. Ed era tutto un vivere. E le couleur? Capitava di aver preso le couleur avec l'heure? No, perché le indicavi, cioè cercavi, c'è la pommazana, dice, perché questa è pomma, e cercavi qualcosa di giallo per riuscire a prendersi. Sì. Quindi la capitata di avere lunghe conversation, cioè lunge mi immagino che avevamo delle conversation. No, però per esempio a tavola non si parlava assolutamente a voce. Cioè, tutta la tableau, la famiglia, anche Cagnier de Zi, perché in campagna c'è sempre della gente che veniva ad aiutare, cioè difficilmente siamo stati noi in famiglia a mangiare, forse la sera, ma altrimenti c'era sempre qualcun altro, tutti quanti, in genere c'era un silenzio proprio monacale, di nuovo un silenzio monacale, e tutti andavano avanti così, con questo, perché era diventato, ma vi assicuro, è anche comoda, cioè è una cosa, non è niente male, cioè questo parlarsi con dei segni precisi e simboli facili, cioè. Anche perché tu lo mi manca qualcosa. Vuoi riempirti il bicchiere, cioè te lo segno. E poi quando regna questo silenzio, era un bel stare. Galopé? Sì. Sauté? Sì, veramente è un mimare delle cose. Il coniglio era così. Dreamy? Songer? Perché effettivamente reinterpretavi quello che era un'emozione che poi noi, soprattutto noi italiani, lo facciamo, cioè nel parlare, cioè non c'è nessuno di noi che parla così. Cioè, minchia, ho galoppato fino all'altro giorno, e lo dici, lo fai già. Tu es bon? Tu avais pas pay? Tu es No, bon? no. No.
Buono, è sempre qua, quelli lì d'Amazzo, quelli buoni e quelli da dolce. Perché E le Salou Val era- d'Otten prendono, cambiamo come gestuelle, perché? fion pai, per dire più buona, non volevo vedere. Sì, no, non c'era. Era anche perché lì proprio nato nel nucleo familiare. Non c'era. Nel nucleo familiare sì, però ti ripeto, quando saliva questo signore altrettanto sordomuto di Saint Maurice di Sare, si capivano. Perciò si vede che probabilmente c'erano già dei segni già usati e già conosciuti. E poi comunque il mimico è uguale È per internazionale. tutti. Sì, sì. E lui riampavi di Minapre? No, perché c'è lui un paio di famiglie. E io già Adon Zari. Beh, certo. la campagna che si tanto travagliare, se pas où travagliare. No, lavoriamo più in famiglia. Ouais, E campagne. grazie a Dio, perché campagne, anche perché Adon gli più che sufficiente, perché Ouais. non conviene travagliare in campagna che ha a 30 anni, cioè praticamente che anche hanno abituato al Vaz, perché non se non continuare a travagliare in campagna. Ma mi demandavo se le fait d'être char, il est magari dangereux ou pas, que les permettait pas de faire certains travaux parce que no, niente tanto. Può fare, Certi perché se ti lavori, se ti senti pas, può fare. Il lavoro della campagna, Lei chiaramente le Vaz, Ari, Sei, ci sono un po' e probabilmente anche l'aggregazione familiare lì anche per sempre, che almeno 2 braccia in più servono sempre. E la polenta? Sì, La sì, soppa? a velocità, è solo foie, le soppe qui la soppa, c'est pas, è salata. E io già mi provo a paragonare il segno che facevo del segno che io posso di andare lenghe di segno. Beh no, perché che vegliaia sono completamente differenti, après sono alfabetiche. Chi è l'alfabetica? Le segno per lo Praticamente sì che fanno il segno, sono 3 particolari, cioè le famiglie un ideogramma. Ah no, le mie un ideogramma è un segno e tutta una frase, come sì, dalla... cioè che ti dice velocissima, tu riesci a capire, però c'è una parola composta addirittura. Un segno composto, non si parla mai di parole semplici, segno, sì. Ma è anche, quindi che è la differenza vostra maniera dei segni, per esempio? Ma in realtà, cioè, le lingue dei segni sono molto meno codificate rispetto alle lingue parlate, anche perché adesso c'è la tecnologia, quindi adesso puoi fare riferimento a un dizionario e ti fa vedere i segni, ma un tempo se tu nascevi sordo, per esempio in una famiglia di udenti in un posto e non ci sono sordi vicino a te, tu non hai una lingua a cui affiliarti, quindi la crei e il primo stadio non è una lingua effettiva, nel senso che non c'è una grammatica, si chiama un pidgin, è lo stesso che si ritrova per esempio in situazioni di schiavitù, quindi schiavi portati dall'Africa in America per lavorare. Pidgin, è vero? E la prima generazione crea una cosa molto funzionale, i figli di quelle persone lì creeranno una grammatica, perché la grammatica viene cioè è una cosa che sorge biologicamente e quindi cioè se loro avessero avuto dei figli, per esempio queste persone, poi loro avrebbero preso questi diciamo lingua rudimentale per poi trasformarla in una lingua vera e propria. Quindi ci vogliono più generazioni per Basta una, perché quando nasci l'input che hai quello è, perché alla fine tu crei in base a quello che c'è nel tuo campo. Sì, esatto, intorno a te, e quindi che può essere una lingua parlata, quindi può essere il coreano oppure il patois, oppure può essere una lingua in un'altra modalità. E c'è una standardizzazione quindi della lingua dei segni poi? Sì, cioè, chiaramente c'è la lingua dei segni italiana, che è poi quella che per esempio si vede al telegiornale, negli interpreti e tutto, però poi ci sono grandi variazioni, perché? Perché ci sono comunità, sottocomunità, come anche nell'italiano, cioè non si può, non è, uno dice che cos'è l'italiano standard, non lo parla nessuno, lo parlano forse al telegiornale, però non esiste, quindi ci saranno varie varietà, e poi soprattutto quello che dicevi prima tu, no? Che nel senso all'interno di una famiglia si creano dei segni per poi quello che è rilevante, per esempio la frutta e la verdura, quello che mangi, perché chiaramente poi se devi parlare di melanzano o di zucchina avrai... E epistemologia, come fai a segnare epistemologia?
Non so. Non lo so, Però c'è un equivalente per ma ogni e per parola. alcune cose poi si usa lo spelling, per alcune cose che magari non vengono usate pochissimo, tipo terminologie scientifiche, cioè se vai dal dottore ti deve parlare di qualcosa di scientifico, i nomi di medicinali, ti fa lo spelling chiaramente. Spelling cos'è? Sillabe o proprio La lettera. ogni lettera? Sì, ti fanno la lettera perché chiaramente non c'è un simbolo per dire atorvastatina, non penso. Ecco. Però magari c'è il simbolo per dire, non so, qualcosa tipo la tachipirina, no? Quello medicinale per... Ok. E quindi la lingua dei segni, per esempio italiana, ha un segno per dire dormire, ma come concetto, cioè non un seguito di lettere. No, è proprio un segno che riprende significa il concetto. verbo dormire, sì. E poi la lingua dei segni francese ha un altro segno. Sì. E in più di tutti questi segni ci sono dei segni per ogni lettera, quindi. Sì. Ok. Quello che avevamo poi dopo, cioè A, sì, B, Sì, C, sì. e Infatti, così. tra l'altro si sede che abbiamo sta bagasse. Sì, alcuni di questi sono proprio... Sì, Ah, sono lettere. tra gli ufficiali. Di morire di bof. Ouais, non da mais non, mais ouais, ça y est pas qu'elle a une relation franc avec la lingua. E per parlare di cose più astratte, appunto, che non era il concreto, come... si rimaneva molto sul non si concreto. rimaneva effettivamente sul concreto, cioè, che poi loro avessero giustamente una loro vita, questi due personaggi, due parenti, ce l'avevano sicuramente una vita onirica, e questo sì, però per esempio si risolveva, per esempio ho dei ricordi per esempio sulla loro mamma, che ogni tanto ricordavano e parlavano della loro mamma, vedevi dall'occhio lucido, cioè cercavo di farti capire qualcosa del genere, però certo che tutto un discorso filosofico, no, questo non Forse veniva non fuori. l'avevano neanche sviluppato perché mi sembra che il fatto che ti manchi la lingua non ti permette di sviluppare certi concetti. Quindi, E poi se rimani nel sentimento, rimani nell'emozione. et entre ma l'air, la ranti, hai eu des signes empires per que No, che la anzi, magari come dire sviluppo di P perché sì, per complici no, sono sempre sì, e anche perché poi alla fine se uno abitava con noi, gli altri con un'altra famiglia, in un altro villaggio addirittura, no? Quando si incontravano comunque era sempre rigorosamente comprensibile anche per noi di fuori. Sì. È un esempio quand même di solidarietà e di... Necessità, perché alla fine era una necessità. E anche i bambini si rivolgevano a loro Sì, così? io ero Imparavano bambino. E la jamais è una proposizione ufficiale di fare una lingua di segno in patois? Oh, beh, no, perché se io ti devo fare il segno dello zucchero, il segno che sia patois, sia francese, che sia anglais, Beh no, perché nella lingua di segno change, che se lei italiano... loro hanno deciso, ma in effetti probabilmente lo francese l'hanno des signes, les italiens l'hanno des autres. E le patoisans, c'est presente, mi dice se la partai quelqu'un che la studia lingua di segno, che la deve un giorno di fare una grammaire, una Ma no, si perché la fa, lingua però- nasce da sé. Tu stai pensando di creare una lingua, ma le lingue dei segni nascono da sé, quindi di conseguenza deve nascere da sé, come se ci fosse per esempio, non so, a Valpellino una comunità di sordi già magari un po' più grande, e per esempio questo è successo in Nicaragua, è uno dei casi più famosi, per cui a un certo punto è iniziato ad esserci tanti bambini sordi e non c'era nessuno che segnava nella distanza di chilometri, per cui all'inizio appunto questi bambini poi hanno creato una forma rudimentale di linguaggio e poi i loro figli hanno creato poi una lingua vera e propria, è stata molto studiata, però nasce da sé, come le lingue umane, come le lingue parlate. Ecco. Questo Certo. L'idée est faite, mais l'arrêt du, voilà, l'arrêt possible codifié et standardisé, et ce n'est une volonté. Però come dico davanti, grâce à Dieu, si défaut générationnel, les retours Ouais. Il y en a d'autres systèmes pour résoudre le problème plus vite et pas avec les conséquences. No. Ecco, lui però, ecco, la feuille là, lui il est allé à l'école, les élémentaires. Anzi, tu sai en compter. L'arithmétique et la légende, c'est en compter.
Et lui, de temps en temps, un couple messe receveva un giornale, un bouquin di aveugli, di sordomuti, e ma passava talmente tante ore davanti ai giornali che secondo me che solo gli ha, perché poi tornare a riprenderlo il mimo point, che cosa sa dire, perché per mai avere le lettere. Ma perché Sì. te puoi sormi sai dire? Sì, però ti immagini dans les anni 50 a Licula, la maîtresse sen che era... Giusto. Come Ah, la fila mitressa li mutri. Perché sono là, che sì, sono... Boh, conti le co facile perché noi Con te lo pallottoliere, magari, baghe di genere. e aprite ta fatta, Beh, perché le lettere senza avere l'accès alla lingua è difficile. immaginare. Veio de fare barasciate dans le ballon, ti fa sapere che 16 e 12 e 14 sono dei numeri. E lì- Oh scusa, questo è per tecnico. Questo. Già. Perché l'importanza è lo so, ma l'importanza è che l'unione di plusieurs lettere fa la parola, ma lo so chi se ne frega in realtà. Ma l'eppe lo mutre, ad un te può mettere la S e le dire sabò le la S. E ad un te le figure la ma mi viene da dire, no? può essere che la re compré che quand marcava la S glielo sabò, ma après è difficile perché après S se le un'altra parola che come si vede S, come te fai a le fai comprendere? La prima la questione Voilà, Sabò. perché naco bien de sor che comprendono lo labiale, no? Infatti quando facevano il segno sempre facevano lo labiale. Sì, E sì. si pensa sono due tipologie di persone che les uns comprendono lo labiale e les autres comprendono... Ma No, già, per esempio la Biren, che la Siau, che la metta, e loro avevano tutta la biale. La paffata de Te Filsigno? sentano comprende pas le plantes geste, però vanno solo la È vero che hai notato si tabaca che conosci da tre shore che si cotei emozionale che per noi può essere che è aggressivo, le pa den pa interpretare i nostri filtri perché per loro è un'urgenza di incorporare fra l'idea. vai in panico, per pas comprendere due o tre cose, cioè come se te di E après, allora che cazzo hai detto? Sì. Cioè, te lo prendi prima o poi. Ma sei passi di verlo come lo panico che noi possiamo esprimere della mesma maniera o le giusto di stracciare? per tipi di intensità per Di comprendere lo enfasi, concetto. Sì. Può essere le due. No, le più autentiche. Perché ci sono tante cose che non vengono dai segni, cioè oltre ai segni poi c'è tutto quello che è l'espressione visiva, cioè per esempio nelle negazioni, per esempio nella lingua dei segni italiana ci sono vari modi di dire no, e chiaramente da così, che è uno dei no, a così è chiaramente assolutamente no, cioè nel senso quindi ci sono queste cose aggiunte che non sono espressioni delle emozioni ma sono Esatto. effettivamente parti grammaticali. Una sottolineatura della... No, è proprio una parte, cioè è proprio è considerata una parte del linguaggio, come se fosse, non so adesso... Un punto esclamativo? No, non nessuno. No, proprio una parte nel senso come in alcune lingue che ci sono vari tipi di negazione, tipo il fatto che anche in italiano c'è no, non più, in alcune lingue ci sono due diverse, no? Una significa no e l'altra significa era e adesso non è più, quindi queste cose qui, quindi sì è vero, è molto più, c'è anche questa parte espressiva perché loro le chiamano in italiano in realtà, però sono la cosa delle lingue dei segni a differenza delle lingue parlate è che non c'è una linearità, perché nelle lingue parlate è tutto una cosa dopo l'altra, cioè se io dico mamma è MA, no? Poi la M di mezzo è più lunga, però nelle lingue dei segni puoi sovrapporre le cose. Quindi per esempio mentre sto segnando qualcosa con una mano posso esprimere qualcos'altro con le espressioni facciali e quant'altro. Tipo un brutto cane puoi farlo insieme, con una espressione Sì. dici brutto e con l'altra fai il cane. Per Quello, esempio. ma anche per esempio l'espressione per esempio dei componenti della frase, cioè se io devo dire per esempio che io do un libro a te, per esempio dare, adesso tra l'altro se io ti do un libro sarà così, se io ti darò un vaso sarà così, no? Quindi la forma della mano cambia. Quindi se io do un vaso a te, un libro a te lo do così, ma se tu lo dai a lui lo dai così. Quindi cioè nel senso non ho bisogno di esprimere a parte te e a parte lui diventa parte proprio delle. Quindi c'è questa e quindi sì, questa idea dell'espressività, sì. E poi anche chiaramente noi urliamo, cioè noi possiamo urlare, sussurrare, cioè nelle lingue dei segni chiaramente
se tu sei arrabbiato questa cosa la passi in maniera diversa, chiaramente stai segnando invece di urlare, Certo, quindi segnerai in maniera più... certo. però- E comunque io questi sordi muti che ho conosciuto li ho conosciuti ad un concerto. Ah, ok. Ad un concerto di musica techno, tra l'altro, perché loro mi dicevano che sentivano i bassi e sì. Sì, con qua. Effettivamente è tecnico. Non ho già capito, sta per là. La rivaluto. E lo cor des Alpes, con lo cor des Alpes te lo sento solo più. A Bologna c'è un bar che si chiama il Bar dei Senza Nome, che è per sordomuti, o meglio, chi ci lavora sono sordomuti, quindi anche per chiedere la birra ci sono tutti i cartelli con i segni che devi fare per chiedere, anche per chiedere dov'è il bagno, cose così, è pieno di cartelli che spiegano i gesti. È un gesto. Sì. Bello. Sì. Infatti è molto silenzioso per come lavorano loro, poi ovviamente per il resto ci va chiunque, però è bello che devi imparare un po' a chiederglielo così. Sì, in Francia ci sono un sacco di festival adesso dove mettono, quando vai al bar, il foglio con tutti i segni per chiedere la birra, per salutare, per dire grazie. Sì. Per esempio, per saluer e dire merci, per la lingua lì, come lì è? No, saluer, ciao, Ouais. merci. Sì, non era così. Vero. Prier, le pain. Preghiera. La comunione. Per dire notte, Ah già. un po' notte, Non lo so, è buia. non lo ricordo. Ah, No, lo so, lei, questa palla che girava, però la notte no. top, Eh, niente. Ma vuoi, te vuoi perché così, ma notte no. Cioè, perché te per te fai a tu, però. Notte, grazie. Perché quindi tu ti pregiasti talenga, vero Dean, da che via? Maintenant, au 14-5 ans, je suis ans, quand il commence à lever. Et après, quand il est bientôt le 25 ans, lui a fait des instants, finalement. Già. Et après, tu dis qu'il y a dans la laine devant, comme una gesina da... La gestione da tutto. Cioè, da un palazzo continuiamo a prendere. Noi a Maison siamo stati muti a tavola per non so quanto tempo ancora, prima di riuscire proprio a dire passami questa baga lì. Cioè, no. C'è una cosa che ti rimane anche solo proprio il ricordo di queste persone, perché poi alla fine... E l'Urian nasce del nome? Se l'Urian nasce del nome a Lur, no. No. Di parare no. Beh, loro le hanno nome perché giustamente l'anagrafe non la scrivi, però no, io... Ma quand un dei pregede du Freire, beh, là è una no. Mia sorella, Ah, ok. per me, Ah, ok. per me. Oh, O io se no appunto il papà o la mamma che ti cria. Santé? Sì. Senti, c'era veramente no. Sì, era quello sciocco con la bocca sempre aperta, cioè, praticamente la traduzione letteraria. Sta lì che zante le... Sì, no, infatti. Guarda, fra una baga o che salsa. Sì, c'è un sembro lì, questa bozza di merda. Le ver. E quando mimavate, cioè facevate questi segni, non utilizzavate quindi la parola per aiutarli No, con no, perché con il non- labiale, perché non ce c'era, l'avevano, e no. quindi proprio, ok. Se poi succedeva sull'impeto, certo, però non era previsto. Sì, mamma sì, per esempio. Non so, c'era.
che comunque ti segue tutta la vita. La parola fai che case per tutte le lingue di mondo, la suena. Sì, tante. In mandarino no. Come dice? Non mi ricordo più, ma c'è anche mamma, però è una cosa arrivata. Mandarino? No, è arrivata dall'Europa perché i miei colleghi cinesi ci hanno detto che in realtà in mandarino c'è una parola che non ha la M per mamma, però poi è arrivata questa. Ma comunque una bilabiale, una cosa del genere? No, era proprio diversa, perché tutti dicono che i bambini, la prima parola che dicono i bambini è mamma perché è la mamma, no, la verità è che quella è mamma perché i bambini iniziano con mmm. Perché appunto Quello, sì, non è che dicono mamma perché amano la mamma. Prima il suono e poi l'indicazione. Sì. E quindi però non me la ricordo più. Io sono mamma. Sì, però è arrivata, è una cosa nuova, recente. Perché Mamma e papà. Perché per esempio anche in tante lingue anche il papà è con la P, però effettivamente in altre lingue con la T, per esempio, quindi non c'entra assolutamente niente. In basco è con la A. Aita, che non è così. Arrivati in questo risultato difficile. sì, beh, poi papà è già una cosa un po' diversa perché per esempio anche quelle società africane per esempio in cui il ruolo del papà, quello che noi intendiamo, lo fa il fratello della mamma, Lineare, sì. quindi è già una cosa un po' diversa Vero. l'attribuzione del ruolo di papà. Non è abbandonato dentro con mamma, la mamma. Volare? Uccello? Aquila. Io lo so. Cipeto? Perché ne abbiamo parlato prima. Avevo anche pensato di... Beh, Sembra un suono. no, c'est en train de dire, c'est un signe che la Zafi César Pazienza. lo fio copio da te, ma resta pas mentirem de più difficile. Avete tornato da? No, perché No, guardalo te. E battaglia di ragazzo. E battaglia di Mozun? Ah, ma questo l'abbiamo già fatto, beh, sì. Sono stati rimessi dentro? Questo l'abbiamo già fatto. Butto via. O i due hanno scelto la stessa. Non penso, non vedo il foglio in questione, quindi. Ok, ovviamente è la mia. Va bene, speriamo che la becchiate. Vaz. Sonaglia. Ah, ma giusto, fai la frase, brava. Avremmo dovuto fare così. No. Ma è una linguista, Vero. Vaz. Lo Q, la Vaz. Lo Q della Vaz. Prosciutto, no? Macellaire. Charcuterie. Vianda. Che parte è questa che si mangia del È la Capocollo nel maiale. No, le puoi. No, le puoi. Lo può essere lo gadino? Cioè, fatto una gesta. Ma adesso aspettati. No. La lenva, no, ma di chi è? Ma sei sempre Bresaola. Ma chi ha scritto per Io, Zara? ovviamente io. Sì, è la mia. Ti pensi perché... Fungo. Fiore. un bouquet de fleurs. No. No. Sembrava con la vase. Loup de Pâques. Ananas. Come fai a saperlo? Perché è tagliato, deve essere un 5. Ma sei mitica.